Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Economia Pop. Oggi parleremo delle ultime elezioni degli Stati Uniti e vi dirò perché Trump ha vinto anche se non è stato votato dalla maggioranza delle persone. Perché parliamo proprio di questo? Marketing. Infatti andremo ad analizzare i budget spesi da Donald Trump e Hillary Clinton e i termini usati in campagna elettorale. Andiamo a vedere quanto sono costate le due campagne elettorali. Non ci crederete, appena l'ho letto anch'io non potevo crederci. Complessivamente, da Hillary Clinton e Donald Trump sono stati spesi più di $1 miliardo. Per farvi rendere conto di quanto sia incredibile questa spesa, corrisponde a circa lo 0,5% del PIL della Grecia. Una cifra davvero incredibile. Però se io ora vi chiedessi chi è che ha speso di più in campagna elettorale, Trump o Hillary? Sono sicuro che la maggior parte di voi ha risposto Trump. Ebbene, ovviamente non è così. Se i dati sono corretti, la Clinton e i suoi sostenitori hanno speso $690 milioni, quindi quasi $700 milioni, mentre Trump solo $300 milioni. Attenzione, ovviamente questi soldi spesi non sono soldi di Hillary e di Donald, sono soldi dei finanziatori delle campagne elettorali. È importante precisarlo. Se ne facciamo una questione prettamente economica, la Clinton sarebbe dovuta essere la vincitrice. Peraltro anche i sondaggi erano favorevoli alla presidenza Clinton. 2, tra l'altro. Eppure ha vinto il controverso Donald Trump. Ma come mai? Proviamo a dare due spiegazioni di quello che è successo. Innanzitutto inquadriamo il partito politico di Trump, quindi i repubblicani. Questo è importante perché il precedente presidente, Barack Obama, è stato in carica per 2 mandati con il partito democratico. Ed in politica è abbastanza normale che si alternino governi repubblicani a governi democratici. Noi nel nostro paese poi non possiamo proprio parlare perché cambia partito come cambia il vento qua al governo. Secondo punto, il modo di porsi di Trump. I punti che lo hanno reso vincente, secondo me, sono il carattere forte, l'individuazione di un nemico e il suo ragionare controtendenza. In particolare, come tutti sappiamo, il suo cavallo di battaglia è stato l'immigrazione. Fare leva sul diverso per arrivare a una maggiore identificazione di noi stessi. Come fa uno statunitense a riconoscersi tale? Semplice, si riconosce diverso da un non americano, da un non statunitense. Noi abbiamo questa tendenza a chiamare americani solo gli statunitensi, non si capisce perché. Questa capite che è una logica molto pericolosa e matrice di diversi estremismi. E tra l'altro è una cosa che ho sentito da qualche parte anche in questo paese. Però non affronteremo questa questione. L'efficacia di Trump sta nel dare importanza ai propri elettori. Non solo, Trump ha anche proposto delle riforme incisive e radicali. E questo, come al solito, tende ad attrarre molti voti. Purtroppo la maggior parte della popolazione non pensa a cosa accadrà tra 5-10 anni. Vota le persone che propongono soluzioni nel breve termine. Un parallelismo azzeccato potrebbe essere quello delle diete. Chi ti propone di dimagrire di 10 kg in 2 settimane sicuramente ha più presa di chi ti dà una dieta ben equilibrata che però ti fa dimagrire in 30 settimane dello stesso peso. Solo che molto spesso, anche questo è un parallelismo, la soluzione a breve termine non è una vera soluzione, mentre quella a lungo termine è più auspicabile. Dunque, a livello di marketing ha sicuramente stravinto Trump. Ma siamo sicuri che abbia vinto anche le elezioni? Sì e no. In realtà ha vinto le elezioni, ma non è stato votato dalla maggioranza delle persone. E a questo punto a tutti sarà esploso il cervello. Vi spiego meglio. I voti totali raccontano che la Clinton ha preso 66 milioni di voti, quasi, mentre Trump ne ha presi solo 63. Quindi com'è possibile che sia presidente? Questo perché il sistema elettorale statunitense è un po' strano. Come ben saprete, gli Stati Uniti sono divisi in 50 stati. Ogni volta che ci sono le elezioni, il cittadino vota per il candidato, quindi o la Clinton o Trump. Però non sta effettivamente votando queste due persone, sta votando dei rappresentanti. Questi sono i rappresentanti di un particolare stato, che si chiamano grandi elettori. Quindi i grandi elettori rappresentano i cittadini dei singoli stati. Ci sono 538 grandi elettori per i 50 stati. La fregatura, in questo caso, sta nel fatto che se uno Stato ha una popolazione maggiore di un altro, avrà diritto ad avere più grandi elettori rispetto all'altro Stato. A questo punto, con un veloce calcolo, si può capire che con 270 grandi elettori si vincono le elezioni.
Ed è così che nella storia degli Stati Uniti è successo che un presidente si insediasse senza avere la maggioranza dei voti, ma avendo la maggioranza dei grandi elettori. Bene, anche per questo video è tutto, io spero che le elezioni statunitensi siano un po' più chiare per voi. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare like o dislike, vabbè, se non vi è piaciuto, commentare, condividere, attivare la campanellina dopo essersi iscritti e tante altre cose molto belle. Ricordatevi che tra poco usciranno dei riquadri con le playlist di tutti gli altri video che ho fatto, quindi andateli a vedere perché sono molto belli.